Dove eravamo rimasti? E qui dietro, sì, siamo arrivati. No, non è qua però, aspetta. Ciao amici di Archeosarrabus, per la seconda volta proviamo a ritrovare, perché io l'avevo già visto, un artefatto in una zona, diciamo che non sveleremo, anzi andate a vedervi la prima parte così un po' avete un po', diciamo, qualche idea di quello che è Ma cosa era successo. successo la scorsa volta? Cosa era successo l'altra volta che non l'avevamo trovato fondamentalmente, e quindi adesso stiamo riprovando, tenendo presente che io ci avevo anche segnato il punto di dove secondo me è, perché l'avevo già visto un'altra volta ma non l'abbiamo trovato, quindi ricominciamo da qua, da dove abbiamo iniziato l'altra volta, e torniamo all'avventura in mezzo a questa boscaglia. Ci manca solo una zona, Marti. Cioè abbiamo esplorato veramente tutto. Stavamo arrivando dove non si può dire, però adesso follow the shimp. No, segui il tuo personal trainer. Andiamo. Ma non evitiamo neanche questa volta i fichi d'India. Potete vedere come qua i cinghiali cercano rinfresco. Ci stiamo dirigendo verso la zona nord rispetto alla scorsa volta, che è l'unica parte che manca. La strada è anche più semplice rispetto all'altra, ecco infatti. Non so solite figure. Siamo arrivati. Guarda un po', siamo arrivati. Ti ricordi la scorsa volta, mentre abbiamo fatto la diretta, abbiamo trovato un manico? Sì. Ok, dobbiamo ricercare lo stesso punto. Seguite le nostre dirette e vedrete... Oh, santa polenta, guarda un po' cosa c'ha. Guarda questo che bello. Abbiamo anche una sorta di colorazione più chiara al di sopra del... Poi guarda quel disegnino che c'è. Esatto, questa sporgenza qua. Molto particolare. Molto bello. Ti ricordo con la massima attenzione. Vai, ripassiamo dalla strada principale, va che è la cosa migliore. Abbiamo trovato. E io? Siamo arrivati e questa volta è la verità. Allora, proprio qua dietro cosa troviamo? Martino. Ah? Sei sicuro che è quello? Magari arriviamo lì ed è un altro. C'è mille cose che ci sono. Ah, sì. No, non è quello. Ah, bravo, io sono arrivato da lassù. Ok, partiamo da questo. Lo riconosco adesso. Ecco la roccia di cui parlava la scorsa. Allora, qui c'è questo pietrone, guardatelo. Questo pietrone che è stato cavato, però è grezzo, non è lavorato, quindi i suoi bordi sono, vedete, molto, diciamo, molto grezzi, non sono rifiniti, le pareti non sono lisce. E un altro è qui dietro, lo stesso. C'era un altro pezzo che non so se stavano cominciando a lavorare, ma il nostro gioiello più bello è nascosto qui dietro, questo cespuglio di lentisco sotto questo albero di olivastro. Eccolo qua, guardate che meraviglia, guardatelo. Guardate che bella questa pietra. Poi è figo perché praticamente c'è allora dietro è come si dice, convesso quando è così, molto convesso, invece davanti è praticamente quasi liscio, quindi c'ha questo doppia, diciamo, il davanti e il dietro. Poi bisogna capire qual è il davanti, però se tu guardi qua dietro, Marco, si vede che è proprio lavorato. Posso? Certo. Vedi com'è. C'è una bella curvatura qua. Quanto sarà? 2 metri? È 1,82, guarda, più o meno. Questo Eh, è 1,82. E quindi sarà, sì, qualche centimetro più di te. Metti 4-5 centimetri più di te. E questo Veramente grande.
in un'area a altissima densità di coci. Tra l'altro, guarda, ce n'è proprio uno qua ai nostri piedi, è pieno di questi frammenti di terracotta. Sì, poi tutte queste pietre danno l'idea che magari qua, perché vedi che qui c'è un muro così, sembra che ci sono delle pietre in fila in ordine. Che dire, ragazzi, dopo è stata una lunghissima avventura, ma abbiamo ritrovato, adesso ci mettiamo il punto GPS esatto, così non lo perdiamo più. Sono molto contento di averlo ritrovato, sono molto contento di averlo fatto vedere anche a Marco. E vi salutiamo. Alla prossima puntata di Archeo Sarrabus. Ciao a tutti, ciao.